L'Istituto Rita Levi Montalcini nei suoi vari plessi scolastici ha ripreso l'anno scolastico. Ecco, che anno scolastico sarà, Presidente? Ma sicuramente sarà un anno scolastico diverso dai precedenti, perché finalmente siamo tutti in presenza, senza mascherine, anche se i ragazzi hanno raccomandato loro di utilizzare tutte le precauzioni possibili, però ripeto, c'è la possibilità di stare assieme, di condividere momenti gioiosi e didattici assieme. Noi abbiamo iniziato le attività già dal 15 di settembre con l'ingresso degli alunni che per la prima volta si accingevano a frequentare il nostro istituto, e dal 16 le lezioni hanno ripreso regolarmente. Da lunedì, giorno 26, nei plessi dove non sono oggetto delle impegnate come seggio elettorale, cioè la sede centrale e un plesso di scuola primaria, le lezioni riprenderanno regolarmente con l'orario completo, atteso che già abbiamo tutto il personale docente al completo. Un impegno i tanti plessi che lei gestisce oltre a quello principale, ecco, quanti sono esattamente, Presidente? Allora, i plessi in realtà sono 9, perché dislocati nella parte, diciamo, meridionale della città, quindi per quanto riguarda Villaggio Mosè, Villaggio Peruzzo, Via dei Fiumi, San Leone. Però dico, io ho l'onore e il piacere di avvalermi di validi collaboratori con i quali stiamo portando avanti le istanze di questo grande istituto, e credo che fino ad oggi i risultati sono sicuramente positivi. Quindi un grazie a tutti i miei docenti, ai vari collaboratori, al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici, perché la scuola ha sé tutti gli elementi protagonisti all'interno di essa non fanno gruppo, che sicuramente non potrà andare avanti. Le novità didattiche che avete messo giù sono tantissime nei vari plessi, coordinati anche con il corpo insegnante. Ecco, ce ne citi qualcuno? Ma per quanto riguarda le attività didattiche, noi già stiamo approntando nuove iniziative da porre ai nostri alunni, e innanzitutto cureremo gli aspetti per quanto riguarda la legalità, i vari progetti sulla legalità che porteremo avanti. Quest'anno abbiamo intenzione di istituire un nuovo corso a indirizzo musicale con l'introduzione di 4 altri nuovi strumenti musicali, quindi già ne abbiamo discusso in collegio docente e abbiamo ricevuto l'approvazione di tutti i docenti, quindi secondo poi autorizzando tutta la procedura amministrativa dovuta, speriamo che l'anno prossimo possa partire questo nuovo indirizzo di strumento musicale. Abbiamo intenzione anche di potenziare le lingue straniere, e in questo con esperti madrelingua, e in più quest'anno con l'introduzione dell'educazione motoria nelle classi quinte sfrutteremo per i progetti post scolastici l'esperto di educazione fisica per fare attività sportive più mirate all'interno dei vari istituti. Devo dire che proprio stamattina mi hanno consegnato i campetti ubicati in piazza del Vespro, dove c'è adiacente la nostra scuola primaria Decorno, quindi io con questo devo ringraziare l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Miccichè, gli assessori e tutti i dirigenti per averci dato l'opportunità di usufruire di questo spazio antistante la scuola, e quindi permettere ai nostri ragazzi di fare attività motoria nel vero senso della parola. Ecco, oggi ci troviamo un plesso qui al Villaggio Peruzzo, l'AC, Margheritac, un plesso importante anche per la centralità del villaggio. Sì, questo è un plesso storico, dico, all'interno della zona del Villaggio Peruzzo, è il plesso, diciamo, della cosiddetta scuola media, scuola secondaria primo grado. I ragazzi già sono ormai consapevoli delle attività che dovranno fare. Proprio la prossima settimana inizieranno pure nel pomeriggio le attività di strumento musicale, quindi siamo partiti, come so dire, alla grande. Certo, ci saranno qualche problema, però ripeto, con la collaborazione di tutti, soprattutto dei miei alunni e delle famiglie che sono straordinarie nel collaborare con la scuola, credo che eventuali intoppi ci dovessero essere verranno superati facilmente.